Amiche e amici dello scrigno del calcio, eccoci qua. Siamo tornati, ogni giorno una storia nuova di calcio, ogni giorno vi raccontiamo qualcosa. Qua guardate questo album della stagione 90-91, quel che ne rimane quantomeno, con pezzi di scotch a tenerlo insieme. Perché parliamo del Napoli del 90-91? Beh, perché è stata una stagione che ha chiuso un'epoca, che ha chiuso l'epoca del Napoli di Maradona, iniziata a metà degli anni '80, culminata con 2 scudetti, una Coppa UEFA, oltre ad altri trofei, e culminata proprio in quella stagione non soltanto, ma anche per le vicissitudini proprio del fuoriclasse argentino. Prima di raccontarvi la storia vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale, quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, tanto è sempre gratis. Mi raccomando anche like al video, commenti, insomma sostenete il canale il più possibile. Seguiteci sui social, Il Popolo del Calcio Anni 90 è la pagina su Facebook e su Instagram. Il Popolo del Calcio è il blog in cui ci sono anche tanti altri approfondimenti su altri argomenti, sulla Serie A, sulle maglie, sul fantacalcio, insomma, se ci andate poi conoscerete esattamente tutti i dettagli in maniera migliore. Che cosa succede nell'estate del 1990? Succede che il Napoli è la squadra campione d'Italia. Questa storia mi è venuta in mente perché diverse persone che non seguivano il calcio nel 1990, magari anche solo per questioni anagrafiche, mi hanno chiesto alla fine del campionato o durante il campionato 2023-2024, in cui il Napoli, campione d'Italia, ha disputato una stagione assolutamente negativa, finendo addirittura fuori dalle competizioni europee, e molto spesso durante le partite o dopo negli approfondimenti veniva detto questa squadra ricorda molto quella del 90-91, ed in effetti i parallelismi ci sono, non tanto per le modalità, o meglio non tanto per le cause quanto per le modalità, per i risultati, ed in effetti è così. Napoli 90-91, campione d'Italia in carica e tra le favorite per rivincere lo scudetto, incappa in una stagione disastrosa. Napoli 2023-2024, campione in carica, incappa in una stagione disastrosa. Ci sono anche delle differenze, ad esempio il Napoli del 90-91 non aveva cambiato l'allenatore, c'era sempre Bigon in panchina. Napoli 2022-2023-2024 lo ha cambiato, però diciamo che fondamentalmente il paragone ci può stare. E la stagione 90-91 non sembra avere i presagi neri, cupi, che poi invece andranno ad addensarsi successivamente, perché il Napoli prima dell'inizio del campionato vince, anzi stravince, la Supercoppa italiana facendo ben 5 gol alla Juventus. Sembra un Napoli in grado di poter competere, di poter lottare per lo scudetto e di poter ben figurare anche in Coppa dei Campioni. Del resto c'è Maradona, c'è Careca, in porta è arrivato Giovanni Galli dal Milan, è arrivato il capocannoniere della Serie B precedente, Andrea Silenzi, che vediamo anche qua, c'è Massimo Mauro, c'è Incocciati, c'è Ciro Ferrara, c'è De Napoli, insomma c'è la vecchia guardia del Napoli. L'avvio in campionato è invece altamente negativo. Prima giornata Lecce-Napoli 0-0, partita mediocre degli azzurri. Lecce allenati da Boniek, che è all'esordio in panchina. Sembra che il Lecce possa essere una squadra brillante, finirà invece in Serie B con poca gloria. Seconda giornata Napoli-Cagliari 1-2, è uno di quei risultati intanto che facevano sbancare il Totocalcio a chi riusciva ad indovinarli. Il Cagliari è una neopromossa, ha perso 3-0 in casa la prima giornata contro l'Inter, è una squadra che per tutto il girone d'andata stazionerà fra l'ultimo e il penultimo posto e poi farà un recupero, una rimonta clamorosa con Ranieri in panchina, ma vince a Napoli per 2-1, iniziando ad aprire delle crepe molto profonde nello spogliatoio partenopeo. Alla terza giornata poi arriva un'altra sconfitta contro un'altra neopromossa a Parma, Parma-Napoli 1-0. Pensate che il Napoli nelle prime 4 giornate affronta 3 neopromosse e riesce a vincere una partita sola. A Parma c'è anche Maradona che negli spogliatoi e in conferenza stampa, in sala stampa, riprende un po' il ruolo del leader e dice adesso bisogna far vedere se i giocatori del Napoli sono effettivamente giocatori del Napoli, bisogna davvero dimostrare
chi siamo. E il Napoli la partita successiva batte il Pisa 2-1 con gol proprio al 90° di Careca. Un calendario che era assolutamente alla portata degli azzurri, in fondo Lecce, Cagliari, Parma e Pisa, 3 neopromosse su 4. Sembrava davvero che potesse fare addirittura filotto, e invece il Napoli si ritrova con una sola vittoria, un pareggio e 2 sconfitte. L'avvio è travagliato e ci si mettono anche delle vicende extracampo di Maradona, che alcune partite le salta per presunti malanni fisici, per mal di schiena che non verranno mai realmente chiariti. Ci sarà una vicenda abbastanza controversa, che sarà quella che poi decreterà anche l'eliminazione del Napoli dall'Europa, dalla Coppa dei Campioni, per mano dello Spartak Mosca, che vincerà ai calci di rigore a Mosca contro il Napoli. Maradona sembra non dover partire con la squadra, arriverà invece solo con un volo privato, entrerà nel secondo tempo. Si spacca qualcosa anche tra il fuoriclasse argentino e il resto dello spogliatoio, che invece era stato il collante degli anni vincenti del Napoli. Maradona, nonostante una vita sregolata, un andamento sregolato anche di presentarsi agli allenamenti, riusciva comunque poi a trascinare la squadra con le sue prodezze. Poi la domenica non ci riesce, invece in quella stagione succederà invece proprio tutto il contrario. Il Napoli non riuscirà ad aggrapparsi neanche ai suoi fuoriclasse, neanche ai suoi migliori giocatori. Il Napoli non riesce a vincere neanche uno scontro diretto contro le rivali, pareggia contro il Milan, perde contro l'Inter a San Siro, perde in casa contro la Sampdoria 4-1. Io vi invito ad andare a vedere le immagini di quel Napoli-Sampdoria, che è forse una parte di passaggio di consegne tra vecchi e nuovi campioni, ma ci sono dei gol di Roberto Mancini che sono favolosi. I gol di Napoli-Sampdoria sono tra i più belli di quella stagione, forse tra i più belli dell'intera storia della Serie A. Il Napoli continua a non vincere, continua a stazionare grosso modo a centro classifica, perde addirittura in casa del Bologna, che è ultimo in classifica, gol di Notari Stefano quasi al 90°. Maradona, una sorta di fantasma in campo, pareggia a Cesena ultimo in classifica. Bologna e Cesena sono ultima e penultima per tutto il campionato. Il Napoli non riesce a battere nel girone d'andata nell'una e nell'altra. Cesena-Napoli finisce 0-0 con espulsione di Ferrara. Bologna-Napoli finisce 1-0 l'ultima giornata. Nel girone di ritorno le cose migliorano leggermente. Il Napoli vince qualche partita, vince 4-2 contro la rivelazione Parma, torna a segnare anche Maradona, vince contro il Genoa, inizia a brillare la stella di Gianfranco Zola, che piano piano sostituisce proprio Maradona, che c'è e non c'è, si prende a volte anche la maglia numero 10. Pensate che c'è un Pisa-Napoli che finisce 1-1 in cui Maradona gioca con la maglia numero 9. Pensate a quanto potrebbe costare la maglia originale numero 9 di Maradona, forse l'unica indossata dall'argentino con quel numero, senza il classico numero 10, maglia rossa con il numero 9. E poi arriva l'episodio che un po' tutti conoscono, la positività proprio di Diego Maradona alla cocaina dopo Napoli-Bari. Eccola qui, Napoli-Bari 1-0, gol proprio di Zola. Maradona scherza anche con i giornalisti, vedete che lo fermano a bordo campo, si mette il cappello, credo di Luigi Necco, ruba il cappello a Luigi Necco, scherza. Napoli-Bari finisce 1-0, ma proprio al termine di quella partita verrà sorteggiato proprio Maradona all'antidoping. Ci sarà la positività, giocherà la partita successiva Sampdoria-Napoli, che finisce 4-1 proprio come all'andata. L'ho portato pure questa, perché qui c'è l'ultimo gol di Maradona in Italia, l'ultimo gol di Maradona con la maglia del Napoli su calcio di rigore. Eccolo qua, piccolo però si dovrebbe vedere. E questo è davvero il passaggio di consegne tra i vecchi campioni del Napoli e i nuovi campioni della Sampdoria, che si avvia a vincere quello scudetto. Sampdoria-Napoli finisce 4-1. Sarà anche l'ultima presenza di Maradona in Serie A. Qui il Napoli sembra davvero finita un'epoca.
con la positività di Maradona, poi la sua fuga in Argentina dopo gli esami dell'antidoping, e il 24 marzo del 1991 Sampdoria-Napoli 4-1. Paradossalmente, dopo l'addio, diciamo così, di Maradona, Napoli non perderà più fino alla fine del campionato, ma non riuscirà ad agganciare la Coppa UEFA, l'Europa. Si giocherà con il Genoa e con la Juventus l'approdo in Coppa UEFA per un punto, il Napoli arriverà dietro, non basterà l'ultima vittoria nell'ultima giornata 3-2 contro il Bologna, perché la vittoria del Genoa contro la Juventus e i pareggi del Torino e del Parma consentono proprio a queste ultime due squadre, tra l'altro due neopromosse, non so quante altre volte sia successo che due neopromosse finiscano in Europa, Torino e Parma finiscono in Coppa UEFA provenendo dalla Serie B. Napoli e Juventus restano a bocca asciutta senza Europa. La stagione 90-91 del Napoli si chiude davvero con indifferenza da parte di un pubblico molto deluso che 365 giorni prima più o meno aveva festeggiato lo scudetto, che si ritrova invece con un pugno di mosche in mano nel maggio del 1991. Sì, ci sono delle analogie col Napoli 2023-2024, potremmo paragonare Napoli-Bologna 3-2 a Napoli-Lecce 0-0, ultime due partite davvero ignominiose dei partenopei a distanza di quasi 35 anni. È finita così l'epoca, l'era di Diego Maradona al Napoli, dopo quei due scudetti, quelle tante vittorie e quella squadra che andava in giro per il mondo, perché ovviamente chi aveva un fuoriclasse come Maradona non poteva passare nell'indifferenza anche del calcio internazionale. Finisce così, il Napoli saprà ricostruirsi successivamente, ma tornerà a lottare per il vertice solo tanti e tanti anni dopo. Questa è stata la stagione del Napoli del 90-91. Voi, mi raccomando, continuate a seguirci, continuate ad iscrivervi al canale, chi non lo avesse ancora fatto lo faccia, e noi ci vediamo domani. Avanti tutto.